sia stato duro, attenzione, chiamiamo, eccolo qua, il massaggiatore. Ce lo fanno tutte le squadre, quando capiscono che abbiamo un asso nella manica cercano di farcelo fuori, ma lui reagisce, generalmente si alza. In questo caso non si alza. Sta succedendo? No, adesso vediamo. C'è stato questo infortunio. Attenzione, abbiamo il medico, abbiamo anche il medico che corre. Bene, cammina Giampaolo. Applauso del pubblico di Mogliano. Quattro contro 3. Potrebbero accorciare le distanze, ma Paniate si oppone, colpo di testa e al volo calcia via. Ormai si riversa l'attacco, vuole accorciare le distanze tra gli avversari e Materazzi, ma di nuovo il numero 4 stronca l'azione della squadra di casa. Morelli a servire di piatto, Timoteo che fa la sponda per Morelli che scavalca l'avversario, che serve Materazzi, ma non va, la palla di campo, balza di destra, va a servire al centro, Morelli la tocca ed è, attenzione, il 5 che mi risulta essere Scomparin, pure lui va a servire il capitano. A stroncare l'azione d'attacco della squadra casa, Martorelli scavalca il centrocampo per Teo. Il 3-0, attenzione perché ora sale nuovamente in cattedra la beneficenza. Che di eleganza questa partita sarà anche la madrina d'eccezione Sabrina Salerno. Sabrina Salerno che indossati scarpini sportivi. Sabrina, è incitata dal pubblico locale, si farà carico di uno dei migliori. Ma se vado a casa io tra poco. Hai mai battuto dei rigori? Gioca da calcio? Esordisci qui nel campo di Mogliano? Calcio TV? La gazzella della fascia sinistra, no gazzella scusa Baffo, della fascia sinistra Roberto Baffo da Crema, batte Sabrina Salerno, e Baffo da Crema non riesce a bloccare. Voi direte Baffo da Crema si è confuso o proprio i suoi riflessi, quelli là, io che lo conosco. 1-0, pur di abbracciare Sabrina. Allora, abbiamo trovato Ugo, non c'è Ugo, dovremmo nominare necessariamente un sostituto. Sì, è vero, lo spirito c'è, manca di qualche momento, però adesso vediamo di recuperare, anche perché la voglia c'è, lo spirito c'è, il fisico tra poco lo tiriamo fuori, stiamo rompendo il fiato, quindi tra poco faremo anche questo. Insomma, li avete fatti giocare questi della Nazionale Calcio TV e poi adesso tirate fuori il drago che è in voi? Esatto, bisogna fare giocare, sono bravi ragazzi, sono tutti gentili, adesso smetteremo di fare gentili e cominceremo a giocare anche noi. Beh, l'acciatura un po' particolare che il sindaco ha, per distinguersi? No, un po' casuale, nel senso che i lazzi erano un po' lunghi e allora li ho lasciati così, insomma. Un sindaco fai da te, grazie.